Questa rassegna fotografica è molto importante perché ci documenta quanto sono stati determinanti i piloti mantovani, e in questo caso di Castiglione, nelle primissime 1000 miglia. Abbiamo 4 piloti che con le loro gesta hanno dato grande vitalità alla 1000 miglia, non dico resa leggendaria come Tazio, ma comunque hanno dato una grande importanza. Su tutti alle mie spalle Giuseppe Morandi che era in coppia con Minoia, ha vinto la prima 1000 miglia nel 1927, poi è riuscito ad arrivare secondo, poi è riuscito ad arrivare terzo, e Giuseppe Morandi era di Castiglione Stiviere. I piloti di Castiglione sono il filo conduttore di questa rassegna, perché andiamo a conoscere le immagini di questi 4 piloti che sono stati Morandi, Vincenzo Coffani, Cesare Pastore e nel dopoguerra Marino Marini, e poi ci avviciniamo ai piloti della regolarità di adesso, ai rievocativi, ai contemporanei, per cui una rassegna che ci dà la possibilità di vedere come si correva una volta e come si corre oggi. Queste foto vanno dal 27 al 30 in un primo gruppo, altre sono riferite agli anni 50 e mostrano la situazione non solo stradale ma anche di come le vetture erano state preparate per questa corsa, le difficoltà che i piloti dovevano affrontare con una situazione difficilissima, la polvere, i sassi, il fango, e quindi evocano un periodo eroico delle corse automobilistiche in Italia. È un evento che dopo il Giro d'Italia di 2 anni fa, la Fiaccola Olimpica dell'anno scorso, mette ancora Castiglione al centro delle cronache, una manifestazione che celebra la passione, la storia, che porta attenzione su un territorio. Il 13 di giugno sarà una grande festa per tutti i cittadini di Castiglione, in attesa e preludio di un 2027 nel quale vorremmo fare il botto, perché avremo il centenario della vittoria di Morandi alla prima 1000 miglia, quindi sarà per noi importante riuscire anche in quell'occasione a essere presenti e a celebrare degnamente il nostro campione e la storia della nostra città.